Signore e signori, buonasera. Per indisponibilità del signor Costanzo, conseguente alla bomba, e non si sa fino a quando, questa sera il Costanzo Show viene presentato da un nostro caro amico, fino a quando non sbaglia, Lino Sbambis. E Fieddo, mi raccomando, non mi fare qualche malacompasso solo Totò. Non ti preoccupare, papà! Camilla, tu raccia la mano piccerino, a così appena il signor Costanzo ci chiama. Vai a ritto con il signor Costanzo, non c'è. Avanti, Fieddo, dammi la mano. Dacci la mano. Io non posso, papà! Che fa, rugno peri? Dacci la mano, te stai scecco. Io come c'ha rugna la mano, papà? Io cacciai l'ombrella, io giocai ceddo, la valigia. Posa valigia? Da maiaggia. Te ne mai cedda? Scusa, papà, volevo dire la iaggia. No, Attende l'ombrella. Ora da trovare, ho spascio. Attendo. Io te la cura caccioppichi. Ma ciao, volete finire prima che riettano fuori? Disgrazia al male, tutti qua insieme! Che bello! Questa sera è venuta a trovarci una famiglia molto disgraziata. Effettivamente, la famiglia Materrazzo! Ferro, gomme e cagazzi. Evviva sto cazzo! Scongiuro! Facciamo la mano a tutti! Le mani pulite, mi raccomando, eh! Buona camicia a tutti! Dunque, signor Banfi, buonasera, ci faccio l'auguri per la trasmissione, io sono stato di là, io ho visto il signor Costanzo, che era un pochettino addeperuto, pare che c'era una tagliata alla panza, e per caso chi è stata la pompa è stata... Ma quale bomba? Lei è stata la cura di Vanna Marchi! 100 scatolette, 100 kg! A mia so come vuole dire mi dice, signor Banfi, ma per me è stata la pompa! A pompa! Sì, tu dopo che parli assai... Da lingua, ma dico volete stare muti, Sono bravi, accomodatevi! Matteo, io mi stai toccando, tu già, io piccerino. Lo mettiamo sopra la candarano! Datemi la valigia! E a Fieddo, dacci la valigia. Attento se serate! Non ti preoccupare, papà, che ha chiuso buona la valigia! E la valigia la fa lo stronzo, Io se! te ne sta valigia! E a chi ci resti? Minchia so! Gli appena caponatina! Gli poppetta qua sopra! Fremo, signor Costanzo, non siamo visti prima che ne scapazza l'ovaruri. Signor Costanzo, che fa? Suca la poppetta! Minchia, sono muccoppi, davvero. Non sono Costanzo! E poi, come mai questo nome Matarazzo? Che mio nonno si chiamava Pecora, mia nanna Flexi e nascio Matarazzo! Dio pa! Chi c'è? Dio pa! Che vuoi, camorria? Papà, guarda due bicchieri in prima fila! Gli ci sta tagliando con Xiaoma! Camela? Chi vuoi? Mela! Che c'è, Matteo? Cala dessa vesta, muccia sto panorama prima che lo picchierello ci piglia un coppo. Ah, vai, a Matteo, che fallo godere. Gli non vedi che sta bucchiando? Dunque, signor Permaflex, lei è venuto qua per presentare un libro molto importante che si chiama Inventopoli. Sì, Inventopoli. Com'è che c'è Tangentopoli, che sanno fottuto mezzo monno? Noi oggi abbiamo scritto Inventopoli. Insomma, ne inventiamo una mattina per campare. E per esempio gli abbiamo inventato, anzi mio mica inventavo mio papà, perché siccome lui è un grande inventore di tutte queste invenzioni che ha fatto, io volevo inventare e sperimentare mia. E siccome le invenzioni gli è stato, stiamo perdere, signor Costato, Saccio solo che inventai in vecchio scemo. abbiamo inventato il vaccino antitangente. Effettivamente, che cazzo è È questo? bello, già è stato provato con la moglie di un socialista. Ma veramente? Sì. E dopo 9 mesi ci ne uscì un piccerino, un bel bambino, direttamente ammanettato. Tutte le coronate, bene! Ora ci faccio sentire chi da me. Che cosa? Invenzione, quella del ponte sullo stretto. Fantastico! Problema. Il problema sullo stretto non è più un problema. Perché in Italia le cose ormai stanno stringendo. E stringendo. Stringa! Singe ma caro uscito, io non avevo più bisogno di ponte. Senta, signora Carmela, ma lei che cazzo strubola ha inventato, porca puttana? Veramente io. Veramente mia moglie si interessa di culinaria. Sì, coccola all'aria. E perciò ho inventato la dieta Donanno. Per nonno? Sì, Donanno. Venga e mi spiego, il nanno di Affieddo, che senza offesa sarebbe mio Ciao suocero. nanno, domani torno. Scusi signor Panzazza, quando saluto nanno. Ma devo stare muto. Ciao, papà. Dunque, siccome un anno io avevo sempre fame, me mogli per non fare mangiare, che cosa fa? Chi fa? Signor Banfi risponda a questa domanda. Chi fa, Oma? Chi fa? Che cosa fa, Oma? Che fa? Chissà ciò che fa. Come che faccio? Non sapete che faccio? Lava piatti, lava mutanne, scupa. Si scopa, briscola, scala 40. Silenzio, faccio sospendere la trasmissione, disgrazie! Che motole è questo mostazzo? Moto! Se non ci avete capito un calzo, Telefonate alla famiglia Matarazzo!
A chi vuole intendere, intende. La famiglia Matarazzo è cosa nostra. E stasera va bene che per forza.